Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del cercato, ma napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, in questo video andremo a vedere come il progetto che Napoli sta presentando, cioè che sta il progetto per lo stadio del Napoli, per le modifiche dello stadio del Napoli, per gli europei del 2032. Allora, giù, prima di tutto il Napoli ha detto voglio togliere la pista d'atletica che fa, cioè, che, per dare più visione al campo, no? Perché è un po' troppo lontano, perché sono 43 metri all'incirca tra curva B inferiore, che mo non riesco a farvi vedere, mo provo a farvela vedere da questa immagine. Allora, vedete? Questa questa qui, ok, la curva più inferiore, ok? Questo spazio che vedete, questo spazio bianco allo spazio verde, sono tutti e 43 metri della distanza tra campo e stadio, ok? Tra campo e curva, vabbè? E vai giù. Riducendo togliendo questa pista atletica, si dovrebbe andare a togliere una ventina di metri all'incirca. Poi, come vi faccio vedere anche l'esterno del campo, cioè proprio lo stadio dall'esterno. Allora, questa qui è come dovrebbe essere fatto, ok? Questo qua è il modellino di come dovrebbe essere fatto e questo qui è il modello di come è ora, capito? Cosa bisogna fare? Visto che cosa ha chiesto De Laurentiis? Di fare come lo stadio olimpico della Roma, no? A scendere così, così per dare più capienza. Poi dovrebbe aggiustare il terzo anello, si dovrebbe aggiustare, Napoli dovrebbe far aggiustare anche il terzo anello, ehm, e dovrebbe essere riaperto. Ok, mo ho trovato pure l'immagine di come dovrebbe essere fatto quella, le gradinate, gli spalti, scusate, sopra, da così. Ho trovato pure il modellino. Eccolo qua. Vedete? Bisogna fare questa qui è il soffitto, tra virgolette. E questi qui sono gli spalti che dovrebbero scendere di così. Ah, boh, ok? E più o meno dovrebbe essere così. Quindi da una capienza di 54, da 54.600 e qualcosa, o 700 e qualcosa, correggetemi se sbaglio, dovremmo passare a una capienza di circa 60-70 mila posti, meglio così perché Napoli vende più biglietti, ok? E più gente così ci può andare. Se trovo, ok, ho trovato il modellino, meglio sempre di quel fatto così. Un attimo, ok, vi faccio vedere meglio come dovrebbe essere. Così dovrebbe essere all'incirca, visto meglio. Vedete? Terzo anello, che è questa parte qua. Ok, poi ci dovrebbe essere pure un'allargatura del soffitto. Poi il secondo anello. Man mano a scendere, più o meno come lo stadio olimpico della Roma e della Lazio anche. Più o meno è questo. Poi vediamo se ho qualche. Ok.
Ora vi faccio vedere più o meno come dovrebbe venire, come dovrebbe venire meglio lo stadio alla fine. Mo vi faccio vedere. Deve venire così alla fine. Vabbè. Lo stadio dovrebbe venire così. Poi vai giù, vi faccio vedere meglio anche dove si trova il terzo anello dal parato del Napoli che vi feci vedere. Allora, il terzo anello dovrebbe essere questo qua, all'incirca sotto, cioè no, più o meno questo, sì, più o meno questo, perché è un po' è sopra la scritta Napoli e dietro un po' dopo la curva B, che è questa qua. Diciamo che su per giù questa parte deve venire alzata, un po' più alzata. Diciamo che è un po' più alto deve essere. E poi questa parte della copertura deve venire un po' più in avanti. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. E sotto troverete il gruppo WhatsApp. Andateci. Ciao, ciao.